benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Abruzzo alla scoperta di Tornareccio in provincia di Chieti. Il comune, posto ai piedi del maestoso Monte Pallano, si trova a 630 metri sul livello del mare e conta poco più di 1700 abitanti distribuiti tra il borgo capoluogo e le 3 frazioni del territorio. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Nicola Iannone. Benvenuti a Tornareccio, un borgo della provincia di Chieti, 630 metri sopra il livello del mare. Abbiamo una perimetrazione di 27 km, il nome degli abitanti tornarecciani. Siamo definiti il paese del 5M, siamo a dire come mosaici, come miele, come mozzarelle, come Montepallano e soprattutto come Madonna del Carmine. La nostra tradizione di questo paese è specialmente a vocazione agricola. Organizziamo come amministrazione comunale una manifestazione la penultima settimana del mese di settembre denominata Regina di Miele. Oramai è diventata una routine importante sia per quanto riguarda gli operatori che i visitatori. E poi abbiamo, per quanto riguarda le M, i mosaici, un'idea nata grazie al nostro noto concittadino Paglione, gallerista mecenate di fama mondiale, e quindi siamo orgogliosi di accogliere e soprattutto far visitare questo bellissimo borgo. Premetto ancora che noi abbiamo delle vedute splendide, che andiamo dalla montagna al mare, soprattutto su Monte Pallano. Siamo famosi per le mura megalittiche. Abbiamo le più grandi biodiversità che esistono in Italia. Io sono nato, vivo a Tornareccio, ritorno a Tornareccio, ho preso questo impegno per Tornareccio. Per me è tutto. Vi invito a venire a Tornareccio per godere di quest'area, di queste biodiversità, del cibo e della nostra accoglienza. Anche la tradizione religiosa di Tornareccio ha radici antiche. Ascoltiamo il parroco Don Davide Spinelli.
troviamo dentro la chiesa parrocchiale di Santa Vittoria, patrona della nostra comunità di Tornareccio. La chiesa di Santa Vittoria ha avuto diverse vicissitudini, innanzitutto il culto della Santa che è stato portato qui a Tornareccio intorno all'829 d.C. ad opera dei monaci benedettini che avevano costruito un monastero fuori le mura dedicato a Santo Stefano in Lucania. I monaci venivano da Farfa, dove appunto c'erano le spoglie di Santa Vittoria, martirizzata insieme alla cugina Anatolia. La chiesa attuale, così come la vediamo, è del 1800. Il nucleo originario si trova sotto al presbiterio, databile intorno al 1118, quando il castello di Tornareccio fu costruito, e annessa al castello di Tornareccio c'era questa cappella, questa chiesa, dedicata appunto alla Santa. Successivamente venne ampliata, prima a croce greca, poi successivamente venne allungata e allargata nei laterali con le 2 navate, attualmente è a 3 navate. Le opere di pregio che sono in questa chiesa sono le tele dedicata alla Madonna dell'Immacolata, la Madonna del Rosario, sono del 1588 di un autore che si firmava con Dio ti aiuterà, si pensa che sia un convertito. Poi ci sono altre tele, la Madonna del Purgatorio del 1600 e infine sull'altare maggiore abbiamo l'edicola con dentro la statua della Santa Patrona, che noi festeggiamo il 23 di dicembre. Tornareccio non solo c'è la devozione a Santa Vittoria, ma anche alla Madonna del Carmine, dove c'è un bellissimo santuario costruito in seguito ad un'apparizione. Nella metà del 1500, il 30 di agosto, la Madonna apparve a 2 pastorelle che secondo la tradizione si chiamavano Apollonia e Lucia. In quel periodo, in questa zona, c'era l'epidemia del colera. La Madonna disse alle pastorelle che se avessero costruito una cappella l'epidemia sarebbe cessata, e così è avvenuto. E da allora sono iniziati i pellegrinaggi, la costruzione prima di una piccola chiesa, infatti l'altare è del 1600. Sempre nell'altar maggiore abbiamo la statua in terracotta policroma della fine del 1500 del Gagliardelli, che è uno scultore abruzzese di Città Sant'Angelo, e successivamente il santuario venne ampliato alla fine del 1800, così appunto come lo vediamo ora. Le feste sono il 16 luglio, la festa liturgica, il 30 di agosto che ricorda l'apparizione e il 30 di settembre. La festa del 30 di agosto, che è la festa più importante, è preceduta dal 29 dalla festa del perdono, e poi successivamente il giorno della festa vengono tutt'oggi ancora tanti pellegrini anche a piedi dalle zone limitrofe. Degne di nota nel santuario, oltre la macchina dell'altare del 1600, ci sono anche 2 presepi nella cripta, realizzati uno dai ragazzi della nostra comunità e l'altro da un artista napoletano di Casa Marciano, Raffaele Ferrante, che ha realizzato la Natività ambientandola nel centro storico di Tornareccio. Abbiamo un'altra chiesa, anche di una particolare devozione, dedicata a San Rocco, patrono contro la peste. Quella chiesa è anche relativamente recente, del 1800, costruita fuori dalle mura, perché una volta appunto le chiese dedicate a San Rocco venivano costruite fuori le mura della chiesa per impedire che l'epidemia potesse entrare dentro le mura del paese o della città. La religiosità qui a Tornareccio è una religiosità abbastanza sentita. Ritrovarsi
a pregare, a dialogare all'interno della parrocchia, all'interno appunto di una comunità parrocchiale è importante, perché si ritrova non solo il senso cristiano del credente, ma si ritrova il senso umano di ogni persona. Con lo chef Alessandro Di Stefano andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Tornareccio in provincia di Chieti. Siamo riuniti in questo luogo che è un sogno, con tutti questi prodotti del mio territorio, di Tornareccio, con le api, con le mozzarelle, con i panifici, e dove abbiamo presentato questa bellissima tavolata di tutti i nostri prodotti. Partiamo dalle materie prime, che sarebbe la farina, che noi abbiamo vari tipi di pane fatto con la farina di solina, primo cereale nato dalle vette alte montagne appennine. Poi abbiamo la pizza di Grandigne, fatta una pizza di mais. Poi abbiamo la pizza cima, fatte varie farine che poi man mano si sono sempre più elaborate, hanno fatto sempre più piatti innovative. Poi abbiamo le aziende, fanno anche le spezie, mozzarelle, miele. Poi ci troviamo in questo paradiso, in questo museo pieno di colori, che non è altro che un museo dedicato a Sasso. Perché non venire a Tornareccio? Tornareccio è un paese dove veramente esiste il fiume di miele e il fiume di latte. Dopo diciamo che uno dei prodotti antichi è la pizza di Grandigne, un dolce particolare dove si produce a Tornareccio il cello ripieno, fatto con la mostarda d'uovo, sempre aggiungendoci quel goccio di miele per dargli più dolcezza. Dopo una vecchia tradizione è nata anche un'azienda, il salumificio, dove produciamo proprio un salume tipico nostro abruzzese, la vendricina, il salame con il peperone dolce o con il peperone piccante frantumato, oppure macinato col mortaio sia a pietre che in legno. Essendo che noi siamo delle aziende molto ricche di caseifici, abbiamo la cosiddetta ricetta le pallotte cacio e uova, perché si fa con il formaggio di mucca stagionato. Questi diciamo che è una ricetta uscita dopo la pizza e foie, cioè povera, però essendo molto più ricca, perché essendo che il formaggio, essendo un prodotto ricco in quell'epoca, quindi la pizza e foie fatta con le erbette di campagna, con le verdure di campagna, e poi la pizza Grandigne con il mais, e quindi era ancora più povero come ricetta. Poi abbiamo la chitarra, le sagne, le mattagliate e il pane. Poi abbiamo 3 forni molto particolari, di cui ogni forno ha la sua particolarità. Poi per quanto riguarda un accenno sui caseifici, abbiamo le mozzarelle, però le appassite, poi abbiamo i caciocavalli, abbiamo i pecorini, poi man mano che le aziende anche loro si rinnovano, progrediscono, fanno anche delle varie particolarità, delle caciotte aromatizzate con le olive, col peperoncino, col tartufo, e quindi si cresce e vogliamo crescerci e farci conoscere. Tornareccio è un paese, diciamo, che vi invita a venire non solo a trovare Tornareccio proprio come paese, ma anche le sue frazioni, con le case, San Giovanni e Torricchio. Io vi invito, anzi, veneteci a trovare, che il paese nostro è il più bello del mondo.
gentile Carla D'Ippolito andiamo a conoscere sinteticamente la storia di Tornareccio. Tornareccio sorge alle pendici del Monte Pallano e da questa posizione domina un territorio abbastanza ampio che va dai monti alla costa adriatica. Proprio a protezione del paese il monte si erge su un'altura di circa 1020 metri sul livello del mare e prende origine il suo nome dalla radice pala, che vuol dire altura o sommità. Vi sono tracce di 3 insediamenti sul Monte Pallano, uno italico, uno preistorico e l'altro ellenistico romano, che si attesta fino al III secolo a.C. I Lucani e i Romani furono i primi a capire l'importanza strategica del monte, in quanto da lassù si può dominare tutto il territorio circostante, e ne sono una prova evidente le imponenti mura megalitiche presenti, che risalgono al V-IV secolo a.C. e che sono appunto una testimonianza della montagna e della sua centralità nel sistema difensivo italico. Sono fatte in pietra calcarea locale, hanno una lunghezza di circa 200 metri e un'altezza e una larghezza di circa 5 metri e sono intervallate da 3 porte molto strette e soprattutto molto vicine tra loro. Questo proprio perché si testimonia il fatto che in caso di attacco era possibile l'entrata di una sola persona per volta. Per quanto riguarda la posizione attuale del paese, invece risale al Medioevo, attorno al monastero benedettino di Santo Stefano, che purtroppo è andato perso, ma la cui esistenza è attestata nell'829. E furono proprio i monaci benedettini, per difendere la popolazione, a volere la costruzione del castello, che troviamo in un documento del 1118 e che nasce proprio all'interno di resti di mura medievali, con 3 porte di accesso e 7 torri che sono tuttora visibili, alcune delle quali nell'attuale centro storico, insieme ad una parte del muro di cinta chiamato Muro Rotto, proprio perché nel 1893 fu abbattuto in parte per permettere alle abitazioni retrostanti una maggiore visibilità. E il castello fu parte della vicinatezza fino al XVI secolo, dopodiché passò nelle mani della famiglia romana dei Colonna, che ne mantenne il possesso fino al 1806 e dopo divenne un comune indipendente. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale il nostro paese ha avuto la presenza dei tedeschi, però la parte antica, la parte storica è sopravvissuta alla loro ferocia ed è tutt'oggi testimonianza di una storia millenaria. Tornareccio è il luogo del mio cuore, dove sono nata, ed è un piccolo borgo ricco di tanti tesori, di tante cose da vedere e da offrire ai turisti che vengono a visitarlo.
Tornareccio con i suoi pregiati mosaici è un vero museo a cielo aperto. Andiamo a saperne di più con Pier Giorgio Greco, presidente dell'associazione Amici del Mosaico. Tornareccio è un fantastico museo di mosaici, un sogno che è diventato realtà grazie a un nostro carissimo compaesano Alfredo Paglione, che ha sognato di trasformare il nostro paese in un museo fatto appunto di mosaici, e quel sogno è diventato realtà. Oggi ce ne sono oltre 90 disseminati in tutto il paese, anche a tema religioso, ed è stata un'esperienza bellissima in questi anni ed è un'esperienza che va avanti. Ogni anno cerchiamo di ampliare il numero di questi mosaici. In tanti anni si sono coinvolti nomi dell'arte contemporanea veramente importanti e abbiamo collaborato soprattutto con i mosaicisti di Ravenna, per cui abbiamo creato uno splendido ponte tra Tornareccio e la capitale mondiale del mosaico, per cui siamo orgogliosi di aver realizzato questo sogno ed è bello passeggiare per il nostro paese sotto queste splendide opere, ripeto, oltre 90, disseminate qua e là sul vissuto quotidiano. In fondo Alfredo Paglione, quando ha inventato questa cosa, disse: voglio regalare un piccolo bouquet di fiori al mio paese, e così è. Il nostro paese oggi è più colorato, è più bello e sicuramente più accogliente. Una delle cose belle di questo museo è che ci sono anche dei temi. Per esempio, attorno al nostro santuario abbiamo installato tutta una serie di mosaici a tema mariano. Nella salita che arriva al santuario c'è una splendida Via Crucis. E tanti sono ovviamente i mosaici legati al mondo delle api, visto e considerato che Tornareccio è la capitale abruzzese del miele. Sono stati diversi gli artisti che si sono cimentati con il tema dell'apicoltura, delle api, e del resto sono fiori che abbiamo messo nel nostro paese, non poteva che essere così. Quando Alfredo ci ha proposto di dar vita a questo museo abbiamo accolto di buon grado questo invito e tanti giovani si sono coinvolti nell'organizzazione e nella realizzazione di tutto quello che in qualche modo riguardava questi mosaici. Di fatto è stato ed è tuttora un invito a tornare nel nostro paese per tanti giovani ed è un invito a restare per chi vuol mettere su famiglia qui. C'è tanto da fare, c'è tanto da vedere, ma soprattutto si può vivere un posto pienamente con gioia, divertimento, all'insegna dell'arte, all'insegna dell'amore per le proprie radici. Tornareccio è il mio paese, è il paese dell'arte, è il paese del miele, è il paese dove scorre latte e miele, come si direbbe da un punto di vista anche biblico, ed è un paese che vale la pena assolutamente visitare. Adesso andiamo ad ascoltare la bella storia di Alessandro Turco, che tanti anni fa dall'Argentina è tornato al suo amato paese. Sono Alessandro Turco, tornato dall'Argentina, originario di questo paese, molto carino, molto accogliente. Siamo stati benissimo in Argentina, molto ben trattati, amiamo tutte e due le terre. L'Argentina e l'Italia sono due paesi, diciamo, più che fratelli, perché c'è una grossa collettività di italiani che hanno fatto grande quel paese, hanno in qualche maniera lasciato il suo segno.
per quanto riguarda il lavoro, allo sviluppo, alle industrie, alla situazione culturale. Qui a Tornareccio l'arrivo, devo dire la verità, è stato fantastico, molto ben ricevuto dalla gente, dalle persone che facevano parte o meno della famiglia. Diciamo che siamo stati anche molto aiutati per quanto riguarda l'inserimento. Abbiamo avuto gente molto generosa. Se posso dire, io ho fatto un capannone, facevo l'artigiano, faccio ancora l'artigiano. L'amministrazione ci è venuta a favore, hanno aiutato non solo a me, anche a altre persone. Qui c'è una grossa collettività di argentini rientrati che continuiamo ad amare la nostra terra, per essendo nati in Argentina, però amiamo pure questa perché siamo stati ricevuti come dei figli ritornati. Tornareccio, città del miele e del mosaico, vi aspetta con la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Tornareccio, in provincia di Chieti. Ciao!